Allora, in termini di, diciamo di lavoro tecnico che è stato fatto, il tavolo tecnico, insomma, l'abbiamo dichiarato tante volte in questi anni, si è riunito spesso per valutare tutte le soluzioni e le possibili ipotesi che c'erano per il miglioramento dell'accessibilità a Jesolo ed è stato condiviso. Al di là ovviamente di quella che sarà la via del mare, che è un'altra questione, al di là della ci troviamo con la bretella di Cortellazzo dove Veneto Strade sta redigendo il progetto e ha già le risorse disponibili per la sua realizzazione, quindi la bretella di Cortellazzo verrà fatta. C'è un ultimo sforzo che è stato chiesto di valutare, ossia il raddoppio che è emerso dal tavolo, ed è il raddoppio di via Roma Destra, compreso diciamo la restituzione del ponte di Cavallino alla viabilità con le due corsie, un potenziamento della corsia di incanalamento prima della rotonda Pichi venendo dalla rotonda Frova e poi un collegamento tra la rotonda Pichi e la rotonda Frova alla SP42 per poter sgravare il traffico, mentre la bretella di Cortellazzo è finanziata sia la progettazione che la realizzazione. Per quanto riguarda il potenziamento di via Roma Destra abbiamo finanziato la progettazione, adesso Veneto Strade proseguirà in base alle indicazioni che sono arrivate anche dal tavolo, perché è stata sostanzialmente condivisa la soluzione tra tutti gli interlocutori, quindi comuni, città metropolitana e regione, e consegniamo alla prossima amministrazione regionale la possibilità di fatto di cogliere l'occasione di questo allineamento dei pianeti che c'è in questo momento e poter finanziare la realizzazione del potenziamento di via Roma Destra. Con una valutazione parametrica, ripeto, valutazione parametrica, ad oggi il potenziamento potrebbe costare intorno ai 73 milioni, quindi non una cifra impossibile da trovare. È ovvio che poi ci sarà conferenza dei servizi, sovrintendenza, tutti coloro che avranno qualcosa da dire, però sicuramente non stiamo parlando di somme impossibili.